detto più volte, non era stata inserita nell'emendamento del piano dello sport, eccetera, eccetera, come esempio per Chioggia, che è stata accolta da tutti i consiglieri regionali, eccetera. Allora, questi fa di modo tanto a dire queste robe adesso, ma poi da manina ancora più da volta sta roba. Potrei pensare che c'è una gestione bicefala da parte della giunta regionale, perché attenzione, siamo oggi, queste schede sono state proposte dalla giunta regionale e quasi con un occhio, con una mano ho scritto che Chioggia è un ospedale di primo livello, riconoscendo che la legge regionale sul piano sociosanitario prevedeva questa cosa, e dall'altra sembra che ci sia un'altra maniera che non parla con l'altra, che scrive invece che l'ospedale di Chioggia diventa ospedale di Valle. Onestamente siamo stati stupiti, quasi che avessero lavorato, uno avesse fatto le 13 pagine di introduzione alle schede ospedaliere, poi ci sia stato qualcun altro che ha lavorato per far quadrare i conti quindi molto probabilmente la prima parte è stata scritta in maniera politica e rispettosa della legge, la seconda è stata scritta da un ragioniere, e sappiamo benissimo che la sanità non può essere governata dai ragionieri, perché i problemi che ci sono devono essere affrontati in maniera globale, tenendo conto aspetti tecnici, aspetti economici, ma anche vision politica di come funziona la sanità nel nostro territorio veneto. Sì, e come visione attuale è quella che potrà essere, come dire, partendo da dati anche legati a tutto il tema della non autosufficienza o degli anziani. Noi abbiamo in Veneto 320.000 anziani ultra ottantenni, ma sono, come dire, nell'arco di 15-20 anni destinati che si raddoppiano, e quindi tutto questo legato anche alle strutture territoriali, capisci che vuol dire non avere una visione di quello che potrà essere i problemi futuri. Perfetto, grazie.